degli studenti come organo consultivo. I notai termometro della crisi. I loro studi garantiscono la validità delle cessioni di proprietà e dei contratti societari. Questi atti, segno della vitalità economica a Torino e provincia, sono in netto calo. Paolo Volpato. 220 notai nel distretto di Torino e Pinerolo garantiscono le transazioni immobiliari e societarie. Dalla loro scrivania si sente la temperatura dell'economia, fredda, sempre più fredda. Negli ultimi anni il numero degli atti notarili, spiega il presidente dell'ordine Giulio Biino, si è pressoché dimezzato. I suoi colleghi hanno parlato di un tracollo, è così? Purtroppo temo che la parola tracollo sia corretta. Sicuramente dal 2006 al 2013 l'attività notarile ha subito un recesso evidente, pari grosso modo al 50%, per cui credo che non sia sbagliato usare la parola tracollo. Per colpa della crisi? Sicuramente per colpa della crisi. Più specificamente, gli atti di compravendita immobiliare si sono ridotti del 43%, nel settore dei mutui meno 25%. Ma è cambiata anche la qualità degli atti sottoposti all'esame del notaio. Gli atti societari purtroppo hanno subito una trasformazione. Stipuliamo molti atti che dimostrano che le attività imprenditoriali stanno chiudendo, quindi messe in liquidazione, atti di fusione, affitti preconcordatari, atti preventivi a una richiesta di fallimento, quindi tutti atti che purtroppo denotano crisi. Il calo di atti ha avuto conseguenze pure sugli studi notarili. Molti notai hanno lasciato a casa segretarie e collaboratori e sono nate associazioni di studi. Ma ciò che sconforta è che da questo privilegiato punto d'osservazione non si vedono segni di concreta ripresa. Per il momento purtroppo non riesco ad essere così ottimista. Una lista autonoma indipendente